Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi che è domenica alle Sibille Interattive del nostro Marietto veneziano. Partiamo subito col dire per quelle che si vogliono, proporre per delle domande gratuite alla Sibille della domenica, di mettere il nome, la data di nascita, e poi una domanda che abbia un senso compiuto, mi raccomando, deve essere, una domanda, ben descritta, chiara, insomma, che abbia un senso, più dettagli ci sono e chiaramente meglio è. Saluto subito l'amico Pierluca, grazie Pierluca di averci salutato e sempre di seguirci, sempre molto gentile. In più, mi raccomando per gli amici di Facebook, dove noi trasmettiamo in un nostro gruppo di The Garden Veneziano, il gruppo è Radionica, Radiestesia e Tarologia ed Ermetismo. Mi raccomando, iscrivetevi a StreamYard, date l'autorizzazione, è quel link sopra praticamente al video che si vede. Basta che vi date l'autorizzazione a StreamYard e le vostre domande diventeranno ricevibili. Questo è importante. Poi iniziamo col solito pippone per quelle persone che ancora non ci conoscono. Vi ricordo che a parte i casti sacerdotali abbiamo anche un sito, il sito Al Capitano. Questo sito ormai in onda, in pista dal 2015, con il The Guard abbiamo fatto 20 ebook di radionica e radioestesia con circuiti quadranti radiestesici e circuiti radionici gratuiti con tanto di istruzioni, se ne possono scaricare quanti se ne vogliono e praticamente ne hanno già scaricati qualcosa come 175.000. Quindi Marietto Veneziano e il De Ganda hanno regalato all'umanità quasi più di 2 milioni e mezzo di circuiti radionici, quadranti radioestesici con tanto di istruzioni. Poi abbiamo anche una sezione shop per quelle persone che vogliono un po' aggiustare il tiro con la propria vita o col proprio tram quotidiano, che vogliono appunto degli aiuti energetici. Vi ricordo anche che al venerdì sera il Legame Marietto Veneziano, vedete questa slide, noi facciamo delle pulizie radioniche per chi si è affidato a noi, e delle pulizie importanti che durano parecchio tempo e che servono proprio per riequilibrare le varie mancanze energetiche che si sono protratte nella vita e che si sono avute, no, per vari motivi nella vita. Poi abbiamo anche il nostro ciondolo, sempre nella sezione shop, dove chiaramente si può acquistare, ci sono le varie istruzioni dell'utilizzo e della qualità di questo prodotto. Costa 150 euro più 10 euro di spedizione. In più si può programmare per altri tipi di difese o obiettivi, tipo riallineamento del peso, benessere e quant'altro. Per le persone che sono oltre a questo ciondo abbiamo anche i vari sigilli. Questi sono degli esempi, sono dei sigilli che consacra il Legard a persone, non sono sigilli che si trovano tranquillamente su Face o sui social gratuitamente, ma son proprio dei sigilli. Pensate che per creare un sigillo del genere ci vogliono almeno 3 ore di lavoro, di cui 1 ora e mezzo di ritualizzazione. E in più per le persone più esigenti, per quelle persone che vogliono qualcosa magari per la propria ditta, per la non so, il benessere, per l'aiuto in qualche situazione difficile, proponiamo i riti propiziatori. Questi riti propiziatori, possono sul benessere, sull'aiuto economico, sul lavoro, sulla ditta, che magari in questo periodo può andar male e via dicendo. Quindi per quelle persone che sono interessate abbiamo anche queste possibilità qua. Detto questo, vediamo un po' di ricordarvi anche che al venerdì sera e lunedì sera il The Garden su questa piattaforma è per le Sibille interattive gratuite. Siamo sempre comunque disponibili per consulti privati a pagamento, 20 euro 45 minuti. Bene cari amici, penso di aver in un certo senso detto tutto, possiamo iniziare con le Sibille. Mi raccomando, gli utenti di Facebook no, perché vedo già che c'è qualcuno di Facebook che ha fatto una bella domanda, però vedi questa non è ricevibile perché non si è iscritto a
StreamYard, quindi salta, questo utente vedrà altre persone che sono iscritte a Facebook e risponderemo. Poi, visto che è una piattaforma, vi ricordo che se magari iscrivete da YouTube, magari noi siamo collegati a 2 YouTube canali, il Tegare Maledetto Veneziano, e quindi, risponderemo alle persone prima di tutto che sono nuove e poi che non hanno sempre fatto la stessa domanda, questo deve essere chiaro. E adesso vediamo un po'. Intanto poi vediamo un po' che ci sono delle nostre amicizie che ci salutano, tipo la nostra Maria Gesualdo, che ci saluta e via. Allora, allora, abbiamo subito un'amicizia che, si chiama Isabella e buongiorno, vedete questa è una bella domanda fatta bene. Allora, Isabella chiede: "Buongiorno, mi chiamo Isabella, sono del '77 e vorrei chiedere se ci sarà una relazione fra me e Fabio dell'80". Allora Isabella, dovresti però, chiedere se voi siete single o siete sposati o, via dicendo, perché da qui si capisce solamente che tu cerchi una relazione. Quindi, no, passerei a Pink Paper, no, che, la fa più completa, Quindi Isabella tu, fai degli aggiornamenti, descrivi un po' la situazione perché se no, non si capisce se ad esempio esce una donna con bambini, se magari allora vediamo un po'. Buongiorno Marietto, sono Sandra del '69 e lui è David dell'82, tornerà per restare no, io sono separato con dei figli. Ah, vedi, ecco. Quindi la nostra Isabella ha fatto ecco, ecco vedi, deve essere fatta così, cioè, praticamente dovete dar delle indicazioni. Quindi prima iniziamo con Pin Paper, no, e poi vediamo con la nostra Isabella, che ha fatto un bel aggiornamento, perché se no non si capisce un bel belin quindi sembra una pagliacciata e quindi è meglio che andate dai pagliacci. Ma se venite qui devono essere ben chiare le domande, a noi non ci interessa dare questo servizio per far sembrare che il canale sia una pagliacciata. Bene, partiamo con la nostra Sandra del '69, tornerà per restare o no? Io sono separata con figli. Eh, Sandra, mi sembra che questo signore, sia un pochettino un birichino. Mh. Bene, vediamo un po', Sandra, se questo mi sembra quasi che ci faccia sospirare. Vediamo un po', va. Allegria. E qui sembra che la situazione per il nostro amico, no, che per i dati che ci hai dato, sembra un po' una situazione un po', così, perché vedo allegria e allegrezza di cuore. Sembra che allegrezza di cuore indica sempre anche più persone, più attori, più soggetti che girano intorno sicuramente questo soggetto, questo signore, questo Davide, sembra una persona che non gli dispiaccia più compagnie femminili, questo è un t però questo è il taglio, dà solo una leggera indicazione. Però se il buongiorno si vede al mattino sembra quasi che sia un pochettino un birichino. Vediamo un po', Eh, allora, la domanda era specifica, Tu Sandra hai, dei figli e questo tizio, vediamo un po' il passato come si è comportato.
questo tizio nel passato sembra che abbia voluto fare cose clandestine, c'erano gelosia, magari soldi, perdita di soldi, insomma una situazione non è facile. Tu però sei una forte, virtuosa, con delle qualità importanti, Sandra. Il problema è che, c'era un po' ti ha detto delle cose che poi non eran proprio realistiche. Questo è passato, però c'è stato un periodo di fedeltà, Comunque è stato un passato con più ombre, più cose nascoste che cose visibili, quindi attenzione Sandra perché il passato ci fa già capire che in fondo lui, è un po' un birichino, la tua fortuna è che sei una donna forte, virtuosa, con delle qualità importanti e hai sempre vinto molte battaglie. Adesso questa è la linea presente. La linea presente vedo che c'è un abbattimento morale, vedo che ci sono dei contatti, però, sei un po' giù di tono e vedo un abbattimento morale molto amplificato, molto insomma, non si sa bene che pesci pigliare, però c'è la carta dell'amore. Sembra quasi che possa ancora, nascere qualcosa di positivo con questo, David dell'82, Comunque diciamo che un passato non è certamente brillante per varie situazioni difficili che hai dovuto vivere, no, fra la clandestinità oppure lui che voleva rubarti la felicità, insomma non è stato esaltante. Il presente sembra che ci potrebbe essere di nuovo un ritorno, un bel dialogo, solo che l'abbattimento morale è importante e però vedo che c'è qualche fuoco di sentimento. Nel futuro, vedo entrare in scena una persona più grande, e non so se è per questioni di, legalità, no, è una persona che ti vuole molto bene, che non c'entra proprio niente col David, no, lo vedo entrare e vedo anche che, ci sono delle manovre, strategiche, Quindi sembra quasi che nel futuro tu conosca una persona importante per la tua vita più grande di te, e vedo che, per questioni strategiche, forse legali, non so per quale motivo, nasceranno molto probabilmente qualcosa di importante. Io infatti vedo qualcuno che ti sta pensando, però non è certamente il Davide per visto l'età, ma è sicuramente qualcuno di importante che pensi: "Ma tu, purtroppo piangi". Allora, non so se questa persona importante che strategicamente farà qualcosa anche forse a livello legale, oppure non si capisce se è questo David che torna, perché il sacerdote può essere intrapreso o come una persona che torna al passato o come, mh, una questione legale. Poi, ti vedo piangere e vedo l'aiuto di una signora. Scusate un attimino, ma mi è arrivato una cosa da fare, aspettate
Scusate, ho visto che non si sentiva cosa ho detto. Scusa, Sandra. Allora, la situazione è così, il finale è questo, falsità, artista, denaro, nemica. Allora sembra che il David ti dirà delle bugie, se torna, ma torna anche perché lui è un tipo che gli piace più prendere che dare. Torna per degli interessi economici molto probabilmente. Ma attenzione che se torna, questa è la domanda, e quando torna, io vedo che porterà con sé una nemica. Quindi, sembra che qui voglia tornare, ma solamente per riempirti di bugie e per interessi economici. Molto probabilmente ha degli interessi, non so per quale motivo, ma sembra che lui ti guardi più che altro per la materialità e si porta dietro anche una nemica. Quindi, sembrerebbe che ci sia un ritorno, però questo ritorno purtroppo, vedi, ti farà piangere, nel senso che non sarà un ritorno interessante, anche perché nel futuro prossimo tu sarai aiutata da una persona molto importante, forse anche qualcuno che lavora nel settore della legge o ha a che fare con la legge, potrebbe essere anche un militare, vedi? Lui penserà molto a te, però tu forse, non so se sarai ben disposta nei suoi confronti, però è una persona che vale molto. Invece il finale del David, lo vediamo che è un po' un bugiardello, un tipo che gli piace più prendere che dare a livello sentimentale ed è attaccato molto alla materialità e si porta dietro sempre una nemica, cioè saranno solo problemi. Quindi, come si dice, uomo avvisato, mezzo salvato, non penso che sia una persona su cui investire tempo e tutto il resto, perché sembra più che altro una persona che porta e ha dietro di sé delle problematiche importantissime, che nella tua sfera personale non influiranno sicuramente positivamente, ecco. Bisogna tenere presente anche questa situazione. Comunque lui sì tornerà, ma cercherà di prendere la materialità e dirà un sacco anche di favole. Bene, scusate per questo piccolo intermezzo. La nostra Sandrina ringrazia, che fa sempre bene. Sì, la Sandrina dice che non ha mai dato soldi, no, indubbiamente, però lui, no, da come si fanno vedere le sibille, è un tipo orientato a materialità e dice tante favole. Poi è chiaro che noi, adesso è inutile che sto qui a parlare perché non è un consulto privato, noi siamo orientati sempre a buttare nell'altro, col nostro subconscio, il meglio di noi stessi, vediamo quella cosa lì, ma le sibille parlano di quello che vedono e questo soggetto in futuro molto probabilmente ti darà delle favole e a livello sentimentale sarà un narciso. È tutto qua. Bene, andiamo avanti con la prossima, che è la nostra Isabella, giusto? Isabella che ha fatto tutti i complimenti. Vediamo un po' dov'è che è andata a finire la nostra Isa. Allora, la Isabella ci dice che sono separati entrambi, si frequentano 4-5 anni, ma non in modo continuativo. Ringrazio molto. Bene. Allora, e cosa ci chiede la nostra Isabella? Se ci sarà una relazione. Allora, questi due soggetti, cioè questi due signori, Fabio dell'80 e Isabella del 77, se ci sarà qualcosa di importante, vediamo. Beh, sembrerebbe che la situazione vada nella direzione che sia qualcosa di serio. Vediamo un po'. Tra Fabio e Isabella. Allora, giovane fanciulla fedeltà. Allora, qui le sibille ci danno un'indicazione importante. Prima di tutto la fedeltà, sembra che questo Fabio abbia delle qualità per poter essere effettivamente una persona importante, che il santo vale la candela, però vedo una giovane fanciulla. Qui non si capisce se ha dei figli, perché chiaramente non è stato
detto e non si capisce, se questa giovane fanciulla, potrebbe essere una, new entry o qualcuno che non si conosce, oppure lui in questo momento ha una relazione con una giovane fanciulla, con una donna più giovane di lui, eh. Quindi andiamo a scoprirlo tramite le sibille. Mh. E poi sento anche la nostra Paoletta che saluta, e il marietto sempre contento, quando vede qualcuno che è educato e saluta. Bene, vediamo cosa dice. Ha una figlia piccola. Ah, ecco. Vedi Isabella che le sibille le dicono le cose, no, però se non vengono, come si dice, definite in anticipo, poi la risposta può avere delle devianze, eh. Per questo chiedo sempre che la domanda sia ricca di particolari, così che si riesce a capire chi è questo giovane donna. Quindi diciamo che il nostro signore, potrebbe essere molto legato alla figlia. Vediamo un po' se ha una figlia piccolina. Ha una figlia piccolina, piccola lui, bene. Andiamo avanti. Mh. Allora, il passato vedo che, il vedovo è sempre una carta di chiusura, di rimpianti. Lui quest'uomo ha avuto dei rimpianti, molti rimpianti col suo passato e vedo che anche tu avevi nel cuore qualcuno di particolare, molto probabilmente lui. P Però vedi, ci sono state delle situazioni difficili, per questo tu l'hai frequentato per 4, 5 anni, però ci sono state situazioni anche poco chiare. Vedi, questa carta qua è sempre la carta della persona che non dice tutto, no, per vari motivi. Potrebbero essere anche per non far del dolore o non dice tutto proprio per non perché è fatto così, E poi c'è la disgrazia che è una carta durissima. Però in finale c'era la casa, quindi nel passato diciamo ci sono state molte ombre, lui si sentiva solo molto spesso, Tu che ami qualcuno del passato, molto probabilmente potrebbe essere lui, ma potrebbe essere anche un'altra persona, perché io non ti conosco, Poi ecco, Isabella dice che ha nel cuore il suo ex marito, brava, esatto, e si vede qua, brava Isabella, esatto. E infatti tu te si vede che hai nel cuore una persona del passato, no, le sibille ce l'hanno spiegato, però con questo Fabio effettivamente, c'è stato più ombre che chiari, si vede, però qualcosa qui con la casa sembra che possa andare, possa creare. Nel presente tu sei una persona molto attiva verso di lui, nel senso che, sei una persona di buon comando, disponibile, affabile, un personaggio che si dà da fare. Però vedi, quando esce la carta, del questa praticamente, no, dell'artista, mh, si parla sempre di un personaggio, che è stretto di gomito e sentimenti, e più che altro un narcisista, uno che vuol prendere senza dare. E poi è seguita dalla carta dalla sibilla del matrimonio vantaggioso. Quindi sembrerebbe quasi un tipo sempre orientato alla materialità e al narcisismo. Però vedo anche nel presente che c'è delle affinità sentimentali e fisiche importanti. Quindi che cosa vuol dire questo? Tu sei molto disponibile, lui invece è un soggetto che gli piace più prendere che dare, un narciso. E quindi sappiamo già che quando si parla di narcisi è una guerra persa. Però sentimentalmente e fisicamente vedo che c'è molta unione, ci potrebbe essere molta unione nel presente. Nel futuro io lo vedo sempre che ti guarda, io non so se lo hai conosciuto nell'ambito lavorativo o sembra quasi un libero professionista o qualcuno che è molto pragmatico. E vedo che è anche un uomo che alcune volte è fortunato, però, c'è del nervosismo fra voi 2 e infatti la cosa si bloccherà, vedi? C'è il blocco, un blocco. E lui però,
non so se è un'altra persona che entrerà in scena, ma vedo che entra in scena un'altra persona. Perché, questo non ci racconta esattamente la storia di lui. Lui è un narciso, molto probabilmente, è un tipo che gli piace più prendere che dare, e invece in futuro prossimo, dopo questo blocco che avrete con voi, entra in scena una persona, o lui cambia pelle e ti farà una corte sfrenata, e tu vedi ti vedo pensierosa che cerchi di rattoppare rattoppare questa situazione. Cerchi di rimettere a posto. Allora, la domanda è se ci sarà qualcosa di serio. Allora, il finale è lettera, domestico, donna maritata e la riunione. Allora, le sibille vanno massimo 1 anno, diciamo che fra i 6 e i 9 mesi sono attendibili, dopo incomincia il nebbione o un colpo di fortuna ci azzecca. Io vedo che ci saranno sicuramente delle comunicazioni in futuro dopo questi vari blocchi, perché lui è un tipo pragmatico e anche un tipo piuttosto narcisista. E vedo che ci saranno delle comunicazioni, molto probabilmente c'è un nuovo uomo che entra in scena, potrebbe essere lui, come non potrebbe esser lui. E vedo una donna che ha dei bambini. Io non so se tu hai dei figli, però ci sarà molto probabilmente un ritorno. Allora, visto che qui tu stai pensando al tuo ex marito, potrebbe essere anche che, ci sia un ritorno col tuo ex marito, oppure, che tu abbia un ritorno con lui o con un altro lui, perché io vedo qua che c'è una nuova persona che non rappresenta lui, perché lui qua io lo vedo che è piuttosto stretto di sentimenti, gli piace più prendere che dare. E infatti poi ci sarà un blocco per cose dette e non dette, nervosismo, vedi? E tu che cercare di risolvere la situazione. E invece vedo, nel futuro, che ci sarà una persona più giovane, no, non so se questa persona giovane cerca di fare una famiglia e molto probabilmente lo conosci già, Quindi sembra che ci sia un bivio. Certo, dovrei sapere più cose, Ah, tu hai un figlio. Ma allora, insomma, mi stai dicendo le cose a pezzi, devi scrivere in una lettera, in una Isabella, se mi vuoi fare la domanda, me la devi fare, perché qui sembra che allora sei tu questa qui, che hai un figlio, ci sarà uno giovane e poi c'è un ritorno. Molto probabilmente allora con questo signore qua, visto che la domanda era improntata su questo signore, ci sarà un ritorno, capisci? Quindi quando fate le domande, mi raccomando che siano complete, perché se no le sibille lo dicono, ma io non posso inventarmi niente. Sì, ci sarà un ritorno, però non so se con tuo marito, comunque è una persona più giovane di lui, sicuramente. Bene, ecco, mi raccomando, adesso se fate le domande precise, sicure. Allora, sì, ho capito, Isabella dice che però ti ricordo che, lui purtroppo è un narciso, e si parla di un'altra persona. Sembra quasi che entra in scena un'altra persona nella tua vita, Okay, sì, va bene. Andiamo avanti. Okay. Andiamo avanti però purtroppo ho già fatto la mia mezz'oretta, Okay, cari amici, allora vi invito domani sera alle perché se no avrei fatto questa domanda qui che è bella completa. Comunque domani alle 21:15 con il Decad, altrimenti al domani mattina alle 11:20 col vostro Marietto Veneziano. Mi dispiace per questa amicizia che ha fatto una bella domanda, se la vorrà riproporre domani alle 11:20 il Marietto è ben contento. Grazie cari